Buonasera. Abbiamo in accademia la professoressa Lourdes Velázquez, che è docente presso l'Università Panamericana di Città del Messico, dove ricopre ruoli di grande rilievo. Fra alcuni degli incarichi possiamo ricordare che è professoressa ordinaria presso il Centro Interdisciplinare per la Bioetica dell'Università Panamericana di Città del Messico, ma ha svolto anche delle cariche internazionali quali la vicepresidenza della Federazione Internazionale delle Società Filosofiche. Tuttora all'interno di questa istituzione ricopre la presidenza della Commissione per la bioetica. Questa sera la professoressa ci parlerà di un tema che è al di fuori di una visione per certi versi stereotipata del Messico, quindi non tanto di elementi di tipo esclusivamente archeologico monumentale, ma sottolineerà la componente scientifica della civiltà del Messico. Grazie. Penso che è pronto. Grazie per la presentazione, grazie soprattutto all'Accademia Ligure delle Scienze che mi permette parlare un po' questo pomeriggio a voi di quello che sono le mie radici, la mia cultura. Avete sentito, come ha detto la collega, che io ormai svolgo un ruolo di bioeticista all'università. Allora, poche volte mi è consentito parlare di questo a cui ho dedicato almeno 25 anni di ricerca e che normalmente, come ben ha detto la collega, non se ne parla. Anzi, anche quelli che visitano le piramidi non vi racconteranno di queste. Le guide fatte per i turisti non parlano di questa interpretazione matematica magia. Perché? Perché quello magari ai turisti non interessa, ma soprattutto perché non si conosce. Non si conosce perché le fonti sono molto poche. Parleremo più avanti dei codici. Quanti ci sono i codici Maya? Dove si trovano? E soltanto in uno di quello si parla di questo. Prima di iniziare a parlare di questo argomento, vorrei chiedere a tutti una cortesia che esprimo in queste parole, solo perché le usanze di un popolo sono diverse dalle tue, non significano che siano sbagliate. Allora, partendo di questo, possiamo cominciare, ma non vorrei subito parlare della matematica per una semplice ragione. Dobbiamo ubicare geograficamente ai Mayas. Dobbiamo anche sapere di dove vengono, cosa avevano fatto, chi erano i loro antenati. Allora, vi dico che secondo l'istoria, secondo gli storiatori, ci sono 6 civiltà chiamate madri, cioè le 6 civiltà più antiche di cui si viene a conoscenza sono Mesopotamia, Egitto, Cina, la India e la Nahuatl, che è di quella che parleremo oggi, e il Tehuantissuyo. Il Tehuantissuyo normalmente viene identificato, tanto per centrarsi un po' con Inca, con la cultura Inca, cioè quella del Perù. Perché se le chiama civiltà madri? Proprio perché sono le più antiche. Sono chiamati così perché sono le prime con un origine autonomo che fra tante altre cose dovettero sviluppare dopo la soddisfazione delle loro necessità basiche di sussistenza una filosofia e nel caso della Nahua questa filosofia si chiama il Toltecayotl
una religione, che magari in un'altra occasione parleremo anche di questo, non era una religione politeista, come ci hanno fatto credere, un maestro, e nel caso di questa, il maestro era Quetzalcoatl, e le altre civiltà poteva essere Buddha, poteva essere un altro nome, Zarathustra, e un grano come cibo di base per quella della Nahua, che era il mais, per la Cina, per la India, per esempio, era il riso, e un linguaggio estetico. E nel caso della Nahuatl, questo linguaggio estetico era il fiore e il canto, cioè un linguaggio del tutto poetico. Queste civiltà madre, ognuna di esse aveva una struttura di pensiero, non soltanto per interpretare il mondo e la vita, sino per sollevare fondamentalmente il significato della trascendenza e dell'esistenza, sia sul piano individuale che su quello della comunità. Avevano sviluppato, pensate un po', 4 sistemi importanti: l'alimentazione, la salute, la istruzione e l'organizzazione sociale. L'istruzione era importantissima. Basta dire che quando sono arrivati i conquistatori, mi ha sorpreso tantissimo che non ci fosse un solo bambino, maschio o femmina, che non avesse accesso all'istruzione. Tutti venivano educati. Non parliamo anche della salute, magari un altro giorno, se mi date l'opportunità, vi parlerò anche della medicina. È importante anche sottolineare, magari come dato curioso, che tutte queste civiltà costruyeron pirámide. El Sena Náhuatl fue el luogo con el mayor número de pirámides construidas en la storia dell'umanità, più che Egitto. Ma le piramidi le troviamo anche in Cina, anche in la India, anche in Mesopotamia e ovviamente anche nel Tehuantisuyo. Machu Picchu è bellissimo e anche lì è un esempio. Ma non ci sono soltanto queste coincidenze, c'è anche questo grande mistero, per esempio, dei crani allungati, che queste civiltà, almeno 4, lo praticavano allo stesso tempo, con la stessa tecnica, senza mai avere avuto un scambio culturale tra loro. Ci sono ipotesi, una di quelle dice che sì, che c'era questo scambio, e per tutti aveva lo stesso senso, un senso di potere, un senso di che era il capo, più lungo ce lo aveva, più importante era, come il faraone. Ma non possiamo parlare di tutte, allora abbiamo scelto di parlare di quella della Nahuatl. Cosa vuol dire Anáhuac? Questo vocabolo un po' così. Prima di tutto vi dico che è un vocabolo in lingua náhuatl. Cosa era il náhuatl? Era la lingua franca. Non vuol dire che tutti l'avessero come linguaggio ufficiale. Cioè, i magi parlavano il magia, c'erano per esempio i purepeche che parlavano un'altra, gli aztechi che parlavano náhuatl, però è come adesso l'inglese, se dobbiamo comunicare fra di noi, si utilizza l'inglese. Va bene, in questa epoca c'era il náhuatl, la lingua franca, anche per l'intercambio commerciale. E si vedete era praticamente quasi tutto un continente quello che abarcava l'Anáhuac. Anáhuac voleva dire la terra circondata dalle grandi acque, certo perché qua c'erano gli oceani. Cominciava in quello che oggi conosciamo come Canada, che voleva dire Ka Anáhuac. Qua comincia il Anáhuac e finiva prima ancora di Venezuela, un pochino più in là, in Nicaragua. Nicaragua voleva dire Nica Anáhuac. Qua finisce l'Anáhuac. Dopo viene l'altra civiltà di queste parti, cioè quella del Tehuantisuyo.
Il tempo storico è un tempo storico molto vasto. Noi di quello che parleremo è del periodo classico, cioè che abarca praticamente il 13% dell'istoria. Qua, scusate mamma, mi viene tante volte il nervoso di che quello che si studia, e non solo tanto fuori, anche nel Messico, è l'ultimo periodo, il periodo postclassico, che è soltanto l'8%, è il periodo degli Aztechi, che avevano cambiato già certe norme, certe idee. Invece il classico era un periodo importante, 1050 anni, del 200 avanti Cristo fino all'850. Quei codici di cui io parlerò sono di questo periodo. Con questo che vi ho detto degli anni, ce ne rendiamo conto che queste civiltà erano veramente antiche. Ma gli europei ignoravano che quella civiltà della Nahuatl era vecchia quanto la cinese o quanto l'indiana. Tante volte si dice quando si riferisce a Europa, il vecchio continente. No, il vecchio continente erano queste, erano molto più antiche e soprattutto erano molto avanzate, tantissimo. E poi si sbagliano anche che dicono, ah sì, quelle culture del Mesoamerica. No, per carità, per favore, non chiamatele Mesoamerica. Mesoamerica è un'espressione artificiale creata per un tedesco addirittura il secolo scorso, allora molto di recente. Noi non le abbiamo mai chiamato Mesoamerica. E si l'ha creato nel 1943 un tedesco, uno ci chiede, e allora perché è più popolare? Perché è un tedesco che lo ha detto, noi abbiamo questo che si chiama malincismo, che se lo ha detto un europeo vuol dire che ha un potere più importante. No, non è così. E loro dicevano che Mesoamerica, è vero, era la parte di Guatemala, El Salvador, la parte sur del Messico, Belice, Honduras, Costa Rica e Nicaragua. Bene, allora prendendo questo in considerazione, qua chi fuoriescono le più importanti culture preispaniche. Anche a me questo vocabolo di preispaniche mi fa un po' allergie. Perché chiamare preispanico a queste culture? Vi ho detto che sono così antiche, per esempio, come la India, e la India dopo la conquista con l'inglese non mi sembra che nessuno chiami pre-inglese. Allora io sono queste cose che mi questiono nel libro che ho scritto. Va bene, parte della civiltà della Nahuatl era formata per queste culture, soltanto una parte perché era molto ampia. Los Olmecas, los Mayas, los Toltecas, Aztecas y Mexicas. Queste differenti culture condividevano caratteristiche comuni, la loro lingua e in molte idee e conoscenze pratiche della vita. Noi di questi non ci occuperemo soltanto di questi che si chiama il mondo Maya. Ma il mondo Maya, come vi ho già detto, non soltanto riguarda il Messico, che sarebbe la parte degli stati dello Yucatán, di Quintana Roo, di Tabasco e di Chiapas, sino che ci sono ruine Maye también, anche in Guatemala, in Belize e in Honduras. Sì, il Tikal in Guatemala è bellissimo per chi non lo ha visto. Come posso sapere io questo che vi racconto? Qual è una fonte diretta? Va bene, prima di tutto fonti dirette non devono essere soltanto le fonti scritte, già l'archeologia, le stele, possono essere i crani, i resti ossi, possono essere considerate fonti. Ma se vogliamo la fonte proprio a maniera di quello che intendiamo noi è scritta, ci sono i codici Mayas. Ma sapete, sfortunatamente, di tutti quei centinaia di codici Maya che c'erano, sono sopravvissuti soltanto 3. Perché? Perché gli spagnoli li hanno bruciati. Ci sono anche delle croniche in cui si racconta, per esempio, che Fray Torquemada soltanto in un giorno ha bruciato più di 100 codici. Allora,
qualche volta gli indigeni le hanno protetto, però quello è nel centro del Messico, li arrotolavano, perché i codici sono un po' come una specie di papiri egipti. Sono una scrittura pittografica molto leggeri e i papiri sono come una foglia di un albero, anche il papel mate in cui ci sono scritti i codici mayas sono con la stessa textura. Qualcuno era scritto anche con la pelle degli animali, del cervo, ma la grande maggioranza è in papel mate. Va bene, tristemente nessuno di questi tre codici si trova in lo Yucatan, che è quello che si può considerare la capitale del mondo maya. Allora, per esempio, un messicano che vuole studiare la sua cultura di una fonte diretta non lo può fare perché non lo abbiamo. I tre codici mayas che sono sopravvissuti sono il Dresda, il Pérez che si trova a Madrid e il di Parigi che come suo nome lo dice si trova a Parigi. E il codice Dresda è il più antico di tutti questi tre e si trova attualmente in Germania. Appartiene al periodo classico, che vi ho già menzionato, della cultura maya e molto probabilmente, per quello che si dice, fu scritto in Chichen Itza. Qua un piccolo parentesi. E nessuno c'è una profezia della fine del mondo. Vi ricordate quel famoso 22 di dicembre del 2012 in cui si diceva i Maya hanno predetto la fine del mondo? Ma dove? Ci sono solo tre codici e nessuno diceva niente, era soltanto un evento sensazionalista per fare pubblicità che ha dimostrato la sua falsità e la sappiamo a lunga. Però io vi avevo promesso che questa sera, questo pomeriggio, vi avrei parlato della matematica. Allora cominciamo a parlare un po' della matematica. La matematica, come ben sapete, è un strumento indispensabile per misurare i cicli degli astri. E i Maya principalmente erano dei grandi astronomi. E così come i mexiques, per esempio, e gli aztechi e los mexicas, anche i toltechi erano artistas, erano poeti. I Maya si distinguevano per essere astronomi. Per il bisogno e la necessità di gestire il tempo, il cambiamento e il movimento inesorabile dello spazio, crearono l'istrumento razionale della matematica. Avevano un sistema di numerazione bigesimale. Inventarono niente meno che l'uso dello zero e introdussero il valore posizionale dei segni, cioè a ognuno veniva assegnato un segno che si riducevano a tre. Il punto è l'1, la barra è il 5 e la conchiglia è il simbolo del 0. Per esempio, se io dico 5, 5, 10, un puntino, 1, sto dicendo 11. E così successivamente, cioè il 7, una barra 5 più due puntini, 7. Quella era la sua numerazione. Questa invenzione dello zero permise a loro di fare grandi calcoli matematici. Molti si sorprendono dello straordinario sviluppo che arrivò a raggiungere l'astronomia maya, ma molte volte purtroppo non gli è concesso il suo vero valore per confondere i sedimenti scientifici con i suoi miti, ignorando che per gli antichi mayas astronomia e cosmologia si trovavano strettamente legate, uniti nella loro concezione mitica dell'universo. Non erano separati. Dobbiamo parlare dei calendari. Loro avevano tre calendari, non uno, bel tre. E la Java, che è di 365 giorni, che è di quello che parleremo, che è un calendario civile, era l'usato abitualmente, di 13 mesi di 28 giorni. Poi c'era quello che chiamano il Toslinkin,
che era il calendario religioso, che consisteva in 20 periodi, sempre il numero 13, di 13 giorni, ossia 260 giorni. Questo calendario religioso è come noi, anche noi abbiamo il calendario giuliano-gregoriano, ma abbiamo anche, per esempio noi cattolici, un calendario religioso che è l'Advento, la Pasqua, eccetera, eccetera. Allora anche loro facevano questo. E poi avevano qualcosa che loro chiamavano la ruota calendarica. Questo non era proprio un vero calendario, sino che ogni 52 anni un giorno coincideva quello della Hub con quello del Tolsic. E poi c'era la cuenta larga, il conteggio lungo, che non è neanche un calendario, ma serviva loro di impostare date nel tempo, indefinitamente, e nel passato e nel futuro. Li faccio vedere soltanto delle slide di questi calendari. Il calendario che ci occupa oggi è la Hub. Ogni giorno della Hub aveva un nome, un numero, come pure veniva per ciascuno giorno del Sacro Tolsink. Non confondere con il calendario azteca, perché credetemi, anche i messicani si confondono, sono diversi. E l'azteca appartiene alla cultura mexica, invece la Hub alla cultura maya. Noi abbiamo due, maya, azteca. E non confonderle. Tante volte mi è capitato, soprattutto nel 2012, che tutti mi dicevano, parlaci anche delle profezie e tutto, in base al calendario. Sì, va bene. Calendario maya, mi mettevano nella locandina e l'azteca. Io, per favore, ma anche in Messico. Allora, almeno questa sera uscite sapendo che l'azteca, che è il più noto, non è il calendario maya. Questa è la foto del Tolsink. La metà è la metà di una conchiglia, la conchiglia a metà. Era il calendario religioso che serviva anche per leggere il futuro delle persone e a stabilire le feste dedicate alla divinità. Cioè, quello che si dice di leggere il futuro è una specie come di oroscopo. Era praticamente così. Però vi aveva anche detto che c'era la ruota calendarica, in cui ogni 52 giorni uno dei 260 giorni del Toxid coincide con uno dei 365 giorni della HAM. E qua è rappresentato. Poi parleremo quando succedeva quello, festeggiavano alla grande con questa cerimonia del fuoco nuovo, perché era come per noi cambiare di secolo. Per loro ogni 52 anni corrispondevano a una era, la coincidenza di quei giorni, e allora era la cerimonia del fuoco nuovo, in cui tante volte si facevano delle stelle commemorative e anche si costruivano, per esempio, piramidi o altre cose. Qua è soltanto un dato curioso. D'accordo con la cronologia maya attuale, questa era nostra, dove abitiamo, cominciò il 13 d'agosto dell'anno 3114 avanti Cristo, cioè corrisponde l'inizio di questa epoca che stiamo vivendo, secondo il calendario gregoriano, al 13 d'agosto. Poi mi dite, ma come è stato? Ci sono dei calcoli, ma praticamente tutti basati in questo. La scelta di tale data fu dovuta al fatto che il numero 13 era sacro per i magi, perché corrispondeva ai 13 strati dei livelli celesti. Loro conoscevano già la croce, per quello quando a loro vengono e gli spagnoli gli dicono la croce è sacra, sì, va bene, sacra, perché per loro noi ci troviamo tutti in questo livello e poi ci sono livelli celesti 13 e 9 livelli inferiori o inframondo sotto. Allora, dove si uniscono, questo era la metà del numero 13. Qual era praticamente la metà? Era il numero 7. Il numero 7 è Nahual. No è come si scrive, perché ricordate che era fonetico todo, è Shikome. Provate a ripetere Shikome. Shikome, 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 Shikome. Il mio eco mi risponde Messico, Messico. Era molto importante. Il nome del Messico
ha un profundo senso. Viene de chico, ombelico, y mestri, luna, en el ombelico della luna. Qual era questo ombelico? Adesso lo vediamo. Guardate, questo è il codice matematico che per loro era così importante. Loro basavano tutto in questa somma lineare. Ricordate che il 13 è lo importante. Il cuore è l'ombelico, è questo numero 3. Se noi facciamo una somma sempre lineare, che è lineare, 1 più 2, 3, più 3, 6, più 4, 7, più 5, 12, più 6, facciamo così fino ad arrivare al 7, quanto ho? Se facciamo questa somma lineare. 1 più 2, 3, più 3, 6, più 4, 10, 15, 21 e il 7, 28. ¿Gli sembra un caso il numero 28? Il numero 28 è il ciclo della vita, è il ciclo della donna, è il ciclo della luna. Ogni 28 giorni la luna è piena. Poi se facciamo questo 28 moltiplicato per il nostro comune moltiplicatore 28 per 13 ci dà 364 che erano i giorni dell'anno. Anche se qua facciamo questo 364, magari lo dividiamo 3 più 6 più 4, torna a darmi il 13. Allora, non era un caso, tutto aveva un perché. Poi, perché non continuare avanti? Siamo arrivati a 28, ma se dopo 28 facciamo 28 più 8, 36, più 9, 45, più 10, 55, più 11, 66, più 12, 78, più 9, 91. Ci troviamo 91 giorni. Cosa vuol dire 91 giorni? 91 giorni sono i giorni che ha ogni stagione dell'anno. 91 più 4 torna a darmi quel 364. E se io faccio la divisione 91 per l'ombelico che è il 7, 91 entre 7 torna a darmi 13. Ma andiamo avanti. Questo 91, questo che io vi sto raccontando, loro lo semplificavano nelle costruzioni. Questa è la piramide di Chichén Itzá, che alcuni saranno stati fortunati che averla visitato, aver potuto anche scalare. Adesso è vietato, non si può. Però sapete quanti gradini ha per lato la piramide? 91. 91 per 4, 364. La cuspide, la parte alta della piramide, era il giorno 365. Il giorno per nominare quello che non si può nominare. Il giorno che serviva per calibrare nuovamente questo grande calendario e fare che le stagioni tornassero a coincidere. Era il giorno più importante e l'ultimo perché era quello che univa tutte e quattro. Andiamo un pochino avanti. Possiamo dire allora che tutto questo loro lo facevano in base al percorso del Sole. Il Sole determina i cambiamenti che si verificano sulla Terra, lo sapete, giorno, notte, fertilità, siccità, freddo, caldo, eccetera, eccetera. Di conseguenza, il tempo è stato concepito come un movimento ciclico, è stato misurato dal sorgere e tramontare del Sole e delle stelle. Quello lo sapevano benissimo, immagino. Per cui, quando parlano dei equinozi e del solstizio, anche quelli sono specificati nella piramide.
Diciamo che per tornare del 13 al 7 dobbiamo fare la divisione del 91 entre 13. Però perché? Perché il sole o è solstizio o equinozio. Si vogliono 2 volte 91, 182 giorni per arrivare di nuovo al mio cuore, al mio omblico. Cioè, il sole viaggia per arrivare all'equinozio e poi torna per fare il suo ciclo, per cui dicevano tutto l'anno o siamo in equinozio o poi fa il percorso per tornare a essere solstizio. Però, diciamo noi, quello che ci importa di più è l'omblico. E se noi sappiamo che per tornare poi al 13 dobbiamo farlo con il nostro numero sacro, con il cicome che è 7, ci dà cosa? Ci dà questo. Cioè, nell'anno sono equinozi o sono solstizi. Al fare noi queste 91 gradini e il giorno dell'equinozio, cioè il giorno che si torna al 7, il sole si riflessa, i raggi del sole sui gradini per formare 7 triangoli isosceles fino alla testa di Quetzalcóatl Cuculcán. La base della piramide è la testa, è una serpente. Allora, è nell'equinozio, scendendo il sole, cioè, fenomeno che dura ore, comincia con uno, quando arriva alla testa si dice arrivato, ascesa la serpente, perché Quetzalcóatl vuol dire la serpente con delle piume. Serpente perché unisce la terra, piume perché unisce il livello celeste. Ma c'è anche un'altra curiosità. A parte dei 7 triangoli isosceles che si riflessano, c'è anche la ombra di quelli 7 triangoli isosceles che formano 6 piccoli triangoli, 7 più 6, 13. E allora anche qua si vede anche il fenomeno. Sono già da 5 anni che non dura un solo giorno, che comincia e si può apprezzare normalmente quasi 72 ore. Allora, in questa linea che abbiamo già visto, rivisto e rivisto, ci sono anche altre cose, come trovare il zero. Prima di tutto vediamo che tutto mi va a dar 14. Se io faccio all'inversa, per esempio 13 più 1 14, 12 più 2 14, 11 per 3 14, così via, 10 per più 4 14, 9 per 5 14, 8 per 6 14, 7 più 7 14. Lo faccio all'inversa, anche lo stesso. 8 per 6 14, 9 più 5 14, sempre 14 fino ad arrivare a 13 per 1 14. 14 per 13, che è il mio comune multiplo, facciamo 14 per 13, 182, la metà dell'anno e l'omblico. Ma possiamo fare anche una sottrazione. Per esempio, 13 meno 1, 12, 12 meno 2, 10, 11 meno 3, 8, 10 meno 4, 6, 9 meno 5, 4, 8 meno 6, 2, i 7 meno 7. È lì che hanno trovato il zero. È nell'omblico, è nel cuore. E da lì hanno cominciato a sviluppare altri calcoli. Lo stesso se lo facciamo all'inversa, quando arriviamo qua, troviamo lo zero. Lo zero che è anche il circolo, è il simbolo geometrico perfetto.
con i 94 angoli dei 90 gradi, di cui un'altra volta possiamo parlare. Adesso andiamo avanti, se no non finiamo. Va bene, a parte questo, non le annoio più con tutti questi numeri, vi diceva che c'era anche per prevedere il futuro, c'era lo zodiaco Maya, l'almanacco, che divide l'anno sempre 13 in 13 unità, ognuna dei 28 giorni, dando come risultato i 364. E l'ultimo, ricordate, era soltanto per calibrare tutto. E questo fu utilizzato in molti posti dovuto all'uso del fattore 13 proprio del Toxic. Qua no è nel codice Dresda, sino nel codice di Parigi si registra che i magi aggruppavano le stelle in 13 costellazioni e non in 12 come facciamo noi. E svilupparono questo sistema astrologico di 13 animali. 13 animali come per noi sono i segni zodiacali, i gemelli, acquario, i pesci, con una durata di 28 giorni che corrispondeva al mese lunare. Come accade negli oroscopi occidentali, il fatto di nascere sotto l'influsso di un dato animale, come facevano anche in Cina, o segno le chiamavamo, determina la mentalità e condotta della persona. Per esempio, se qualcuno nasce con il segno del coniglio, sarà una persona timida, sarà più propensa a imbriagarsi. Così come da noi che dice, ma si è scorpione vuol dire che è vendicativo, si è bilancia, anche quelli dicevano praticamente come erano. Brevemente, qua è come loro rappresentano questa specie di almanacche zodiacale, di oroscopo, per chi ha la curiosità, per esempio, la bilancia è identificato con gli uccelli, con le avi. Per esempio, il segno di acquario, con il pipistrello. Sì, Leo con il maiale, Sagittario con la serpente e così via. I magi erano i signori del tempo, sì. Per loro il concetto del tempo non aveva un significato assoluto come lo percepiamo nella nostra cultura occidentale. Non era un fenomeno fisico, no, né una linea che viene del passato e avanza verso il futuro. Assolutamente no, era un circolo, collegando gli eventi dell'esistenza. No, per loro era così. Era la serpente che si mangia la colla. Così rappresentavamo il tempo. Rappresentava l'ordine del cosmo che si rinnovava ogni ciclo, ogni era. E gli eventi di un ciclo si ripetevano nel ciclo successivo. Quindi il calendario potrebbe essere utilizzato per prevedere certi eventi del futuro. Loro dicevano, e continua a dire tutta l'ora, perché i magi continuano a esistere, le comunità magiche. Lo che una vez ocurrió volverá a suceder, cioè vuol dire quello che è successo una volta si ripeterà anche nella tua stessa vita. Questo non è nuovo, lo avevano detto già gli stoici, i greci, va bene, lo hanno detto prima in Maya perché erano più antichi, ma lo troviamo anche nella filosofia greca. Gli stoici affermavano che l'universo torna a nascere e morire secondo cicli temporali fissi e necessari, ripetendo eternamente il medesimo corso e rimanendo sempre lo stesso. Anche Platone, e nel timeo platonico si parla di un grande anno o anno perfetto, come di un periodo di tempo dopo il quale il cielo torna ad essere uguale e tornano ad essere uguali il giorno e la notte, gli anni solari, gli anni lunari e il movimento dei pianeti. Si è conservata la locuzione così di anno platonico per disegnare tale ciclo. In astronomia si indica con tale espressione il tempo che impiega l'asse terrestre per compiere un giro completo, come conseguenza della processione degli equinozi, praticamente come immagine, e viene calcolato approssimatamente in 25.800 anni. Ma anche Nietzsche, vi ricordate di Nietzsche dell'eterno ritorno? Federico Nietzsche afferma il ripetirsi identico non solo della configurazione del mondo,
ma anche dei minimi dettagli della stessa esistenza umana, cioè l'idea dell'eterno ritorno. Qua c'è la rappresentazione dell'eterno ritorno di Nietzsche e del tempo Maya, della serpente che si mangia la cola. Cioè, Nietzsche, ogni configurazione dell'universo, diceva, deve ripetersi eternamente. Concepiva il tempo come infinito, unendo finitude e eternità. Uguale, preciso, facevano i Maya, come facevano loro. E l'eterno ritorno Maya, non è l'eterno ritorno di Nietzsche, sino quelli di Maya. Il concetto Maya di cicli temporali che si dispiegano tanto verso il passato quanto verso il futuro implica l'idea di un universo eterno. Infatti così chiamavano all'uno, uno, universo uno solo. Non ci sarà mai una fine assoluta. Per quello era da ridere quella profezia, perché per loro non c'è mai una fine, ma una fine dei mondi, bensì un'eterna creazione. Ci ricreiamo sempre. Come conclusione vi posso dire che la concezione maya del tempo contiene un profondo valore filosofico, trattandosi di una delle prime presentazioni dettagliate di una delle due, lineare o ciclica, grande visione del tempo. Il tempo, nel pensiero maya, è il movimento dello spazio, non è un concetto astratto, segue una legge ciclica, è prodotto del percorso di un essere sacro, il sole. Q in parabla che significa anche giorno e tempo, cioè è analogo parlare di sole in dialetto maya e parlare di giorno e di tempo. Si denomina esattamente della misma maniera. Io vi ringrazio anche per la vostra attenzione, spero non avervi aggiornato. E per chi ha voglia di approfondire non soltanto in questo, sino in altri argomenti, ho scritto questo libro che si chiama La civiltà della Nahuac, che ha pubblicato la Università de Varese, il centro in Subrico, con l'editoriale Mimesi. Grazie. Grazie professoressa Velasquez. Devo dire che ha dato davvero delle indicazioni fuori dagli stereotipi con i quali spesso si presentano queste civiltà. Chiedo ai presenti se hanno delle domande, delle curiosità. Ah, non è vero. C'è tanto da dire perché bisogna vedere come si interpreta. Si parla di un politeismo inesistente perché non c'era un politeismo. Politeismo vuol dire, per esempio, avere diverse deità e qua non c'erano. Qua c'era divinità, cioè, ci sono diverse divinità, tutto. Ma no, immaginiamo che abbiamo la macchina del tempo e che qualcuno del futuro può venire adesso a una nostra parrocchia a tempo cattolico. Entra e vede la Madonna della Guardia, la Madonna di Lourdes, la Madonna del Carmelo, la Mamma Madonna di mia. Guadalupe. Dice, caspita, quante divinità femminili avevano questi? Era uno solo. Anche così succedeva. C'era soltanto una sola, Ometeolt, che aveva una parte femminile e una parte masculina, maschile. Ometecutli e Ometesigualt. Che anche tu, uno può dire, ma come? Ma praticamente in tutte le civiltà madri era così, il contrario che si une, cioè la lotta dei contrari. E questi avevano anche una rappresentazione attraverso i figli di questa pareja, di questa coppia che alla fine era una. Dice, ma come? Allora sì che c'erano, no che c'erano, ma non c'è tanta diversità con il Trimunti della India o con la religione cattolica di Dio Padre, Dio Figlio e Dio Spirito Santo, una Trinità. Allora anche per loro c'era questa Trinità
in cui erano tre ma uniti. E anche questo è difficile da capire, non si ha ben capito, non si è studiato neanche tanto questo. Era più simile alla India. Non stiamo parlando di un monoteismo perché non c'era, sino che ci parla di un monismo. Diverse divinità con diversi nomi. No, una sola divinità con diversi nomi. Non so se altro. Sì, adesso. Il discorso della civiltà maya è estremamente affascinante, come tutte le civiltà precolombiane. Si sente ora? Forse sente, ecco, adesso forse si sente meglio. Senta, lei ha fatto vedere il fenomeno, l'equinozio del Chichén Itzá, del serpente che scende lungo la scalinata. Questo fenomeno si vede anche in altri, diciamo, centri cerimoniali, per esempio in Guatemala, so che c'è Tikal, dei templi molto, diciamo, molto ripidi. Soltanto quindi a Chichén Itzá, c'è un motivo particolare? Si vedono cose simili, ma non i triangoli che scendono. Perché? La cosa particolare, perché in Chichén Itzá, in questa zona, c'era l'osservatorio Maya, allora per cui fu costruito lì. Ci sono altri fenomeni, per esempio in Xochicalco. Xochicalco è più vicino a Città del Messico, in la provincia di Morelos. E lì, per esempio, c'è una specie come di tunnel in cui uno ingressa e quando c'è l'equinozio vengono diversi raggi del sole che penetrano, in Xochicalco si chiama, e addirittura ti cambiano il colore del vestito, va la gente vestita di bianco e si vedono alcuni rossi, alcuni gialli, alcuni blu, a seconda va accendendo il sole. Allora, sono fenomeni analoghi, ma quello della serpente è soltanto lì. E nel Tikal in Guatemala c'è un altro, però non in la piramide. Anche lì c'è soltanto in una stella. Se dice, non lo so, perché quello è tutto da studiare. Io per ragioni già di tipo lavorativo ho dovuto soltanto lavorare nell'ambito della bioetica, anche questo è la mia passione. Ma si dice che nel Tepeyac si venerava alla Tonanzi, un altro dei nomi della divinità femminile. E che lì succedeva anche questo fenomeno, lo stesso, che era la serpente che scendeva. Però quando la Tonanzi viene identificata con la Madonna di Guadalupe e si parla delle apparizioni di Guadalupe, tutto questo fu eroso al suolo, furono distrutte. E allora adesso c'è un tempo cattolico dal secolo XVI, uno più moderno adesso del secolo XX, ma di quell'altro non c'è niente. Invece, quando fa la sua prima visita, il Dalai Lama in Messico chiede di andare al Tepeyac. Dice, oh, il Dalai Lama vuole vedere la Madonna di Guadalupe. No, il Dalai Lama sapeva che lì c'era un centro di energia, ha chiesto ai suoi monaci di vestire tutti di bianco e salire, ma non per pregare alla Madonna di Guadalupe, sino per ricevere quella energia dell'equinozio che lì tanti anni o tanti secoli prima si faceva. È il Tepeyac, è dove adesso si trova la Basilica di Guadalupe, soltanto che la Basilica di Guadalupe è sotto e c'è una piccola montagna, un piccolo monte, dove lì è la prima apparizione della Madonna di Guadalupe. E è lì dove è andato il Dalai Lama, non nel templo moderno, sino in quello che era sopra. In Città del Messico, sì. Che anche lì è un fenomeno. Io dico, per me è un miracolo quello che accade ogni 12 di dicembre. Ogni 12 di dicembre vengono da diverse comunità indigene, non soltanto per chiamarla Guadalupe, loro la chiamano la Tonanzi, milioni, si calcola che in meno di 48 ore
questo posto è visitato per 3 milioni, per più di 3 milioni di persone. Per quello è il santuario mariano più visitato del mondo, più che di Lourdes, più di Fatima, più di qualunque altro. Ma c'è questa cosa. Anzi, uno dei codici Nahuatl, lo hanno trovato in un crocifisso che c'era proprio in questo tempo cattolico, perché le facevano, come si dice, cagna di zucchero, dove trovano canno di zucchero. Facevano con questo il crocifisso. Quando lo hanno aperto perché è caduto nel terremoto, dentro hanno trovato rotolati dei codici. Allora, lì nei codici parlavano delle loro divinità, però in realtà loro facevano finta di adorare, di dare reverenza al crocifisso e loro sapevano che lì dentro c'era un'altra cosa. Mi scusi, come è fatto il codice? Lei ha visto tutti e tre i codici, Parigi, Dresda? Io non ho No. visto il Dresda purtroppo. Io quello che ho visto è quello che per i miei studi, quelli della medicina, era il più importante, che era il codice mendocino, e anche quello per le questioni religiose, che era il codice fiorentino. E sapete dove ho visto il codice fiorentino? Che per me è stata un'emozione che non vi dico. Qui, a Genova e nel Palazzo Ducale. E nell'anno 92, vi ricordate che c'è stata la Expo Genova? Perché Colonna aveva scoperto. Allora, io all'epoca ero una ragazzina e aveva lavorato alla Expo Seviglia e da lì sono venuta qua alla Expo Genova. C'era il professor Guerci, c'era il professor Paolo Rossi, che sono venute quando hanno aperto per collocare nelle vetrine il codice fiorentino. Io mi sono laureata con Paolo Aldo Rossi, allora lui mi ha invitato, sapeva che io facevo questi studi, tanto è vero che la mia tesi di laurea qua a Genova era filosofia e medicina nel Messico antico. Mi dice, vieni. E allora Paolo mi dice, Lulu, tocca a te, collocala nella vetrina. Guarda, io tremava le gambe e le mani, fino adesso lo racconto e penso lo racconterò, adesso l'ho raccontato ai miei figli, ma lo racconterò anche ai miei nipoti, sempre. L'ho visto a Genova, è qua che ho avuto quell'emozione qua al Ducale di vedere quello. Tu hai parlato di tre codici, Parigi, Madrid e Dresda, e adesso invece hai fatto cenno a un fiorentino e un mendocino. Eh sì, Mi scusa aiuti cara, Grazie. abbiamo parlato della civiltà della Nahuac. Una delle culture della civiltà della Nahuac è la cultura maya. E della cultura maya sono sopravvissuti soltanto 3 codici. Il de Parigi, il Dresda e il Peris. Ma di altre culture che formano parte di questa grande civilizzazione della Nahuac sono sopravvissuti altri, come il Borgia, il Fiorentino, il Mendocino e tanti altri che in realtà non sappiamo. Vi spiego perché non sappiamo. Perché la grande maggioranza dei codici sopravvissuti appartengono all'Archivio Segreto Vaticano. Durante la seconda, non vorrei sbagliare, non mi ricordo se è la seconda o la terza visita di Giovanni Paolo II, di Papa Wojtyła in Messico, lui ha portato come regalo al presidente, José López Portillo al momento, uno dei codici, il codice mendocino, che adesso sì che si trova nel Museo di Storia e Filosofia della Medicina e è quello che parla dell'erbolaria. Però non è magia, questo è già dell'altra civiltà che è la mexica, dell'altra cultura, sempre parte di queste. Probabilmente ci siano anche tante altre, sì. Come ho avuto anche io contatto con certi codici e sapere cosa c'era, se all'archivio segreto Vaticano non si può avere un facile accesso. E quando io ero molto giovane, ho vinto un concorso per poter insegnare in quello che si chiama il baccalaureato, cioè quello che
i preti fanno prima di cominciare gli studi ecclesiastici per insegnare logica. Io insegnava all'Università Cattolica del Messico logica. E di repente un professore viene e mi dice: senti, io devo lasciare la mia cattedra. A te interesserebbe diventare cattedratica? A quell'età per me era un sogno che non... Dico, ma sì, dice, io ti lascio la mia cattedra. Dico, ma come? Quale? Io non lo so. Mi dice, guarda, io do la cattedra del Messico antico. È lui che mi ha detto non chiamarlo preispanico. Perché io devo andare a Roma. Dico, sì, lei deve andare a Roma? Sì, perché facciamo il processo di beatificazione di Juan Diego, il veggente della Madonna di Guadalupe, che è l'unico veggente che non è stato ancora beatificato. Sono beatificati quelle di Lourdes, quelle di Fatima, ma questo no. E io devo avere un'intervista con il juez delegato, giudice delegato, che fa di avvocato del diavolo. Mi hanno scelto a me perché in quanto storico e filosofo conosco bene il periodo prima della conquista, la conquista e dopo la conquista, che è il periodo in cui ha vissuto questo indigena. E devo andare in Vaticano, avrò accesso ai codici e ho bisogno che qualcuno resti qua. Gli dico, perché io? E mi dice, perché sei la più giovane, puoi imparare in fretta quello che dovrò lasciarti e poi vediamo se quando torno mi restituisce la cattedra. Quando è tornato io già era io a Genova e le vite cambiato, ma così mi ha dato tutto questo materiale che si trovava in certi codici di cui praticamente nessuno sapeva. Poi con un altro studioso, Carlos Biesca, abbiamo studiato, sono di quel gruppo di ricerca di Carlos Biesca, e il codice mendocino, che è quello della medicina e dell'erbolaria. Ma i mayas non sapevano di erbolaria, non sapevano di medicina, è una altra cultura. Vi ricordate sempre all'inizio l'Anáhuac era un vasto territorio e in quella civiltà c'erano mayas, purépechas, aztecas, mexicas, tutti. Ognuno aveva una specializzazione e per quello ognuno aveva scritto i suoi codici. Se posso fare una domanda io, tanto vabbè, complimenti per la sua conferenza, argomenti Grazie, estremamente Presidente. interessanti che non sempre, anzi direi un po' raramente si trattano qui in Accademia, quindi speriamo di rivederla anche in altre occasioni. Con molto piacere, magari una volta che, parleremo della quello medicina. che volevo chiederle, però è un'osservazione da completamente ignorante di questi argomenti. I Maya hanno avuto cioè la civiltà Maya è durata per un numero di anni molto lungo. Questi dati matematici che lei ha fatto vedere, cioè queste ciclicità, eccetera, hanno rivelato anche, cioè sono stati capaci di rivedere anche che ci sono spostamenti, per esempio, dei Sì. segni o delle costellazioni, cioè nel tempo sono stati in grado di verificare questi cambiamenti? Sì, sono stati Per in loro grado di si ripete verificare. sempre Si lo ripete, stesso? ma proprio questo ripeterci non ha impedito che si possano verificare certe previsioni, certi eclipsi, tanto lunare quanto solare. E la cosa più sorprendente è l'osservatorio Maya continua a funzionare e se uno entra lì o all'osservatorio che hanno lasciato, per esempio, nella zona di Puebla, in Santa Maria Tonantzintla, in Tonantzintla continua a funzionare. Y hanno, per esempio, non nel calendario Maya, ma sì nell'Azteca, ci sono predizioni anche di come finiscono le ere e c'è la era del movimento in cui hanno predetto certi terremoti. Ricordate che noi siamo in una terra dei terremoti. Allora sì, sì, si può. Grazie, grazie. Va bene, grazie. Allora, se lo vuole chiedere direttamente, se no se lo chiede ci fa sentire a tutti. È acceso, sì. Io so che esiste un testo che si chiama Popol Vuh che dovrebbe raccontare la cosmogonia dei Maya, ma se non c'è rimasto niente di scritto, come può esserci questo testo? non c'è Chi l'ha scritto. scritto? Sì, non c'è scritto
con un alfabeto latino come quello che noi conosciamo, ma ricordate che c'era questo pittografico in cui il colore ha un senso, la figura di una parte piuttosto che dell'altra. Chi ci ha aiutato a interpretare questo? I frati, così come hanno bruciato certi codici, hanno fatto anche certe cose importanti, cioè hanno fatto una riunione dei 12 saggi delle persone più antiche e hanno scritto quello che loro vi raccontavano. Il Popol Vuh non appartiene a un periodo prima della conquista, appartiene proprio a quel periodo. Allora loro avevano già imparato un linguaggio, magari orale, perché non è stato facile, si comunicavano anche tante volte attraverso il teatro, erano specialisti per un teatro, appunto, e hanno scritto questo che è una parte mitica. E il Popol Vuh non è stato scritto nella parte maya del Messico de Yucatán. Ricordate che il mondo maya appartiene anche a Belice, Honduras, Nicaragua e Guatemala. Il Popol Vuh è di Guatemala. E coincide molto con i miti della creazione dei mexicas. I mexiche non parlano dei biscotti, che alcuni sono più bianchi perché se no si sono cotti bene, altri più scuri perché si sono cotti di troppo, tutto. No, lì parlano sempre di una creazione di che salcò al che scende, che con i resti ossei e con la sua sangue fa sempre una massa e con questa massa costruisce l'uomo. Ci sono tante analogie, ma sono scritti dopo. Allora,